saranno i pluripremiati perché sono così numerosi. Allora, tanto presentiamo i nostri grazie. Allora, noi siamo gli atleti, diciamo sono già atleti formati i nostri, dall'Asia. Allora, avranno una sfida da sostenere. Avremo due squadre che terminano esattamente tra Carolina un po' avanti, e Andrea. Quindi da Andrea fino a Nicola una squadra, Carolina e Marco un'altra squadra. Come vedete hanno una dotazione di 2 scatole ciascuno. Allora, la prova consiste in: l'Asia ha bisogno di nuovi ingegneri perché si sa che l'Asia ha la muraglia cinese e stiamo cercando nuovi ingegneri validi. Allora, Tommaso, prego, farai da testa. Allora, sì, avrete un percorso da fare, ma non camminando semplicemente. Allora, una scatola per piede. Una scatola per piede. E se non state vedendo quelle punte, allora dovrete spostare, alzare un piede, prendere la scarpa vuota, la scatola vuota e portarlo davanti a voi, ok? Così. Alzate. Per spostarvi dovete prendere la scatola e mettere là, ok? E farete questo percorso da lì fino a qua, vi girate e arrivate qua in fondo. Qua in fondo dovrete costruire la nuova ipotetica muraglia cinese. Vince la squadra che arriva per prima là in fondo con tutti i concorrenti, costruisce la muraglia cinese più alta nel più breve tempo possibile, ok? Uno alla volta, partendo da Andrea e facendo questo percorso. Pronti? Via! Forza! Che lumache! Nicola! Qualche scarpa si è incastrata, vediamo qualche... Forza, forza! La più alta possibile, ingegnatevi! Forza, alta la voglio, alta! Fatemi riconoscere quando avete finito! 10, 9, 8. Vabbè dai, ricominciamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ultima scatola, ultima. Basta. Vabbè, comunque abbiamo capito che la squadra vincitrice è quella di Carolina. Ma Tommaso? Ultime news. Ma abbiamo delle news? Vedo un pallone. Abbiamo un, come si dice? Testatore di muraglia. Testatore di muraglia, qua si dice così. Ma chi è? È la regina, che potrebbe cambiare il risultato, Eccomi, sì, ditemi. Allora,
quella di Carolina, quindi alla sua sinistra. Carolina, piacere, molto piacere. Ma sappiamo che lei potrà ribaltare la situazione. Io? Eh sì. Ma no, io non posso, sono solo un'umile regina. Ma no, è molto di più lei. Allora, sappiamo che ha anche una mira stupenda lei. Sì, ho cambiato gli occhiali da poco. Allora, con un colpo deciso, proverà entrambe. Prima ho cambiato gli occhiali, ma il mio oculista è anche lui raccomandato, quindi non vanno bene. E vincerà a questo punto la muraglia che rimarrà sul dopo. Ah, così mi... Scusa, era previsto nel contratto questa cosa? Ma conosco. Conosce anche lei, ha messo queste raccomandazioni? Mi dia la palla, grazie. E devo colpire i ragazzini o le muraglie? No, le muraglie, prego. Teniamo le vostre incolumità. Vesti. Ma mica calcio questo! Ragazzi, siate gentili. Quanto mi pagate? Poi non prendo. Fate, devono tornare. Quanto vuole? Lei quanto vuole? La conosciamo, eh? Conoscete anche voi? Prima che volete conoscere voi. Nati ieri.